Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Rome 2 Total War. Come potete ben vedere ci troviamo nella zona marina di Alessandria, troviamo addirittura un bel faro, qualche cammello qui e là, un paio di elefanti e siamo nel 266 a.C. È inverno, ma da queste parti l'inverno non si fa sentire più di tanto, notiamo le dune del deserto che sono ben salde come nel periodo estivo. Allora, prima di iniziare ragazzi con la nostra campagna vi volevo appunto dare un piccolo annuncio su Tropico 5. Allora, credevo di aver salvato tutti i salvataggi, ho fatto tutta la, come dire, la procedura di backup, ma a quanto pare ha salvato solo una parte dei salvataggi, quindi fino all'era coloniale purtroppo. Comunque ragazzi, questo non è un problema proprio perché abbiamo portato avanti quella bella campagna, l'abbiamo mandata avanti come una sorta di tutorial per conoscere un pochettino il gioco, una campagna propedeutica al gioco per conoscere quindi le sue basi, le sue fondamenta. Quindi con la vostra benedizione vorrei iniziare una nuova campagna su Tropico 5 perché è un gioco che non voglio mollare, proprio perché è un gioco che mi appassiona tanto e appassiona anche molti di voi. Quindi volevo portare avanti una nuova campagna, magari con una nuova conformazione di stato, una nuova conformazione di esercito e così via. Comunque non voglio prendere troppo tempo in un video di ROM per quanto riguarda un altro gioco, però è molto importante perché è una serie davvero molto interessante. Quindi ragazzi, fatemi sapere la vostra opinione su questa mia nuova idea di iniziare una nuova campagna su Tropico 5 con tutta la nostra esperienza che abbiamo maturato e quindi con nuove idee per portare fino alla fine una nuova conformazione di stato. E bene ragazzi, dopo aver dato questo piccolo annuncio su Tropico 5 vediamo di lanciarci nella nostra campagna. Allora, abbiamo la provincia di Nabatea che dispone di due città importanti: Gerusalemme, la quale sta costruendo un ottimo campo di Atunata per reclutare soldati, e a Petra notiamo l'altare di Hathor Mat, fornirà ordine pubblico per risanare la situazione. Per quanto riguarda la nostra campagna militare, ritroviamo intanto da questa parte i figli di Zeus Ammon, che sicuramente possono fornire supporto al nostro esercito che ha appena conquistato la città. Come mi avete detto, evita di reclutare troppi eserciti perché poi finirai col perdere tutto. Sicuramente i soldi ti servono anche per le infrastrutture, per la manutenzione degli edifici e così via. Nell'Egitto abbiamo completato ovviamente la provincia e non abbiamo più bisogno di costruire nulla poiché non abbiamo né i soldi né per adesso i punti per la crescita della città. Quindi vediamo di aspettare un attimo. I figli di Zeus Ammon io li porterei ragazzi vicino al confine in modo tale da intraprendere una nuova battaglia. I figli del Nilo li porteremo un pochettino più avanti per depredare queste zone commerciali nemiche. Vi ricordo che siamo in guerra sia con questa cittadina di Ammonium che con l'altra Sirene, la capitale della Sirenanica. Allora, ritroviamo addirittura un esercito, gli Eraclidi, eccolo qua, gli Eraclidi, scusate, proprio pronti a batterci sul campo di battaglia. Però vediamo dove è finita la nostra spia, ragazzi. Credevo di averne una da queste parti. Le forze, vediamo un po'. La nostra spia dove è finita, ragazzi? Per adesso non la trovo. Vediamo un po'. Ah, mi pare che l'hanno ferita. Vabbè, forse si ripristinerà tra qualche anno. Allora, questo esercito molto vicino alla nostra città. La casta di Horus, vediamo di tenerla pronta per il combattimento. Allora, io direi di rimanere per adesso in città, ragazzi, e di passare il turno. Qui ad Alessandria credo che possiamo lasciare tutto com'è e prepariamoci per il prossimo turno. Allora ragazzi, mi dispiace per quello che è successo su Tropico 5. Ringraziamo il cielo che non è successo niente di che su Formula 1 2013. Infatti ho visto che tutto funziona regolarmente, i salvataggi sono stati portati a termine. Però con Tropico non saprei, c'è stato forse un problema di cloud, qualcosa del genere. Però non preoccupatevi, con la vostra benedizione possiamo intraprendere una nuova campagna, se ovviamente vi va. Allora, vediamo un pochettino, abbiamo abbastanza soldi per rinnovare un pochettino le nostre città. Ad Alessandria io per adesso eviterei di portare a termine il campo di Adunato, addirittura le caserme dell'Osideros, proprio perché voglio puntare molto sulla nostra economia. Per esempio, in questo borgo ellenico, o anche da quest'altra parte, possiamo sfruttare una risorsa importante che è il ferro. Quindi 40 di ferro in più e soprattutto 200 alla ricchezza da attività produttive. Crescita sicuramente potrà essere un'ottima scelta. Però attenzione al cibo, per adesso ne abbiamo tante e possiamo stare tranquilli. Bene, vediamo un pochettino a nord quello che sta succedendo. Ok, l'ordine pubblico è stato ripristinato e a breve anche come dire, anche il nostro esercito verrà rinfoltito. Quindi vediamo di aggiungere magari qualche bella unità. Solo 2 unità ragazzi da questa parte per riuscire a tenere l'ordine pubblico sopra la norma e guadagnare punti in positivo. Ricordiamo che da queste parti c'è una sorta di influenza ellenica, se non sbaglio. Infatti ritroviamo
il segno dell'OM, eccolo qui, 60%, mentre da questa parte un 92%, quindi un'influenza ancora di maggiore. Bene, questa imbarcazione vedrà di depredare queste coste, modalità assalto, benissimo, e con questi eserciti vediamo di guadagnare un po' di terreno. Per esempio ci avviciniamo da questa parte e addirittura possiamo fortificarci qui fuori. Bene, vediamo di aumentare ancora di più l'ordine pubblico per qualche turno. I ragazzoni qua si stanno rinfocillando, stanno guadagnando terreno e soprattutto rifornimenti. Credo di poter passare il turno, ragazzi, e attendere quindi l'anno successivo. Vediamo. Bene. Stanno scappando. Lotta un po' strategica su questo territorio un pochettino ostile, territorio completamente deserto. Comunque il calendario neolotico è stato finalmente scoperto e attenzione, l'agente è stato ristabilito, mi ricordavo bene, è una missione assegnata, reclutare un campione. Lo facciamo immediatamente ad Alessandria, ragazzi, per sfruttare anche qualche bonus esterno. Un agente, un campione, attenzione, prode del re, guardate che figo anche l'equipaggiamento, addestramento militare, meno 3% al mantenimento, morale per tutte le unità, campo visivo, probabilità di individuare agenti nemici nascosti. Meglio questo, ragazzi. Alessandro, perfetto, vediamo di reclutare il nostro Alessandro. Benissimo, abilità marziale, più 5 alle probabilità di successo per tutte le azioni. Grandioso, vediamo di mandarla avanti. La spia vedrà di avanzare e dar fastidio a questo esercito che sta saccheggiando, depredando le rotte commerciali. Un assassinio? No. Un sabotaggio, una fornitura di veleno farà andare storta la giornata e il morale a questi uomini. Fallimento tempestivo, addirittura il nostro agente non è riuscito a far nulla, non ha neanche imparato niente, ragazzi. Allora, vediamo un pochettino, visto che l'ordine pubblico sta scendendo sempre di più, eliminiamo questa sorta di modalità fortifica e avanziamo un pelino per combattere questo esercito proprio davanti alla costa, ragazzi, in questa oasi perduta d'Egitto. Benissimo, avanziamo ancora un pelino, così, una nuova ricerca in ambito civile, l'economia, ricchezza e meno per 2% costi di costruzione. Benissimo, vediamo di continuare, amico mio. Abbiamo 634 monetine d'oro che forse possono far qualcosa da queste parti. L'ordine pubblico è ancora sotto la norma a Petra. Maledizione, il tempio non è abbastanza, forse dobbiamo migliorarlo ancora di più. Qui recluterei un'ultima unità di cavalleria per aiuto maggiore. Benissimo, e passiamo nuovamente il turno, ragazzi. Vediamo un pochettino come si evolve la situazione. Come vi avevo detto sulla pagina Facebook, oggi sarebbero arrivati 2 video, uno di Rom e uno di Tropico. Quello di Tropico non arriverà purtroppo. Vediamo se possiamo andare avanti con 2 video di Rom. I Blemmi nel sud, nell'Egitto, proprio una nazione che confina con l'Egitto, proprio molto vicini al canale di Suez, ci inviano un gufo con scritto di voler fare una sorta di patto di non aggressione, ma io lo accetto per essere un po' coperti anche nel sud. Attenzione. La Sirenanica, ragazzi, avanza. E un'altra popolazione del sud dell'Africa. Un patto di non aggressione. Va bene. Vediamo un po'. Allora, missione fallita. Ah, sconfiggi l'esercito. Va bene, va bene. Vabbè, adesso lo ritroviamo. Vediamo se possiamo avanzare con il nostro grande soldatino di piombo. Avanziamo. Eccoli là sulle montagne nemiche. Vediamo di coprire questa zona. Li bracchiamo da questa parte. Vediamo di avanzare vicino a questa duna del deserto. Il nostro amico ha esaurito tutti i punti, ma il nostro campione potrà addestrare i nostri uomini. Benissimo. Andiamo. Con questi soldi, visto che a Menfi possiamo costruire un tempio, direi per adesso di stare calmi. Vediamo di potenziare qualcosa di importante, come per esempio un villaggio ellenico, 5 cibo, crescita per turno, ricchezza dall'agricoltura e così via. Il porto lo faremo più avanti. Bene, per quanto riguarda questa regione, l'ordine pubblico ancora sta andando a decrescere. Un'altra unità possiamo reclutarla, magari un'unità di frombolieri, potrebbe essere molto utile, perfetto. Scusate ragazzi se sto reclutando uomini, però devo farlo per tenere tutto sotto controllo. Allora, stiamo addestrando intanto da questa parte i nostri uomini. Perfetto, possiamo addirittura potenziare le nostre truppe. Vediamo un po', non abbiamo abbastanza soldi, vediamo di potenziarne solo una. Benissimo, attenzione, guerrieri potenziati con armi di livello 1 e passiamo il turno. Sono un po'
turni di stazionamento, di stazionarietà, punti di stabilità. Potete vedere che stiamo cercando l'assetto giusto per combattere. Intanto, vediamo. Attenzione, la Sirenanica si rifugia nel deserto e noi... Un patto di non aggressione dei Minei. Bene, accettiamolo, perché è meglio tenerci sotto mano le popolazioni del sud dell'Africa. E i Nasamoni chiedono un trattato di pace. Attenzione, io direi ragazzi per adesso di rifiutarlo, poiché voglio conquistare anche quella zona e abbiamo i mezzi per poterlo fare. Allora, il nostro agente è stato scoperto, è l'oracolo di Delfi. Allora, abbiamo bisogno della saggezza di Apollo. Lascia che egli parli attraverso di te. Sibilla e guida le nostre mani. 10% è la ricchezza derivante da tutte le risorse e ordine pubblico in tutte le province. Ci voleva. Il nostro uomo ci darà un attimino un po' di visione. Fermo qua. Vediamo di bloccarli con un sabotaggio militare. Vediamo un po' un'altra fornitura di veleno. Dai, amico mio. Sabotaggio militare riuscito. Allora, con questo esercito vediamo di conquistare questa cittadina, se possiamo. Grado aumentato. Benissimo. Allora, con questo esercito... Anzi, io potenzierei intanto ai nostri uomini le armi, con questi soldi che abbiamo disponibili. Bene, 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 bene. Tutti. Questo no, questo sì. Potenziamo le armi con 700 monete d'oro e anche i nostri uomini da questa parte. Bene. Allora, sono indeciso ragazzi se conquistare questa città oppure braccare gli avversari. Allora, possiamo esclusivamente fare il giro da una parte, quindi io utilizzerei la marcia forzata per arrivare fin da questa parte. E con questi uomini io mi posizionerei appunto sempre con la marcia forzata. Anzi no, non posso avanzare da questa parte perché mi blocca la città. Quindi con la marcia forzata io procedo fin da questa parte e tento un assalto. Ok, non possono scappare in eterno ragazzi. Tanto qui l'ordine pubblico va sempre più a decrescere. Ok, il nostro uomo intanto ha guadagnato un punto in più. Raggiro, assassinio, lama nascosta. Passiamo il turno. Allora, stiamo intanto migliorando le cittadine. Non sono turni buttati via, solo che questo esercito rompe un po' le scatole. Adesso gli andiamo ragazzi incontro. Atene addirittura ci pagherà ben 1170 monete per un patto di non aggressione. Certo amici miei, abbiamo anche un accordo commerciale, quindi vediamo di stare tranquilli con questi stati ellenici. Cipro, manteniamo l'accordo commerciale. Attenzione, altro esercito. Attenzione ragazzi. Attenzione, la situazione si fa un pochettino complicata. Vediamo un po'. Allora, ricerca completata e il grado aumentato per i nostri uomini. Un ricatto. Non pagherò mai 1800 monete. Le loro richieste sono state respinte e la sua reputazione è stata macchiata, come ovviamente volevasi dimostrare. Allora ragazzi, vediamo un po' quello che possiamo fare. Vediamo di selezionare nuovamente i nostri uomini e di stare attenti. Abbiamo due eserciti mostruosi davanti a noi. Allora, gli Eraclidi che sono ormai quasi distrutti. Vediamo di distruggerli ancora di più con un'altra fornitura di veleno, il nostro uomo. Ok, saranno i due eserciti più forti dell'Africa, della Sirenanica. Qui stiamo continuando a saccheggiare. Vediamo, un altro sabotaggio riuscito. E guardate un pochettino, sono quasi dimezzate le unità. Allora, possiamo espandere una nuova cittadina. Mio Sormos potrebbe andare bene. Anzi, io ad Alessandria costruirei addirittura le caserme degli Olosideros e potenzierei la nuova città. E intanto metterei anche un nuovo mercatino del pesce per avere più cibo nei prossimi turni. Allora, avanziamo ragazzi pian pianino. Eccoci qua, anche con questa nuova armata, molto vicini l'una all'altra, per riuscire a contrastare gli avversari. Bene, al prossimo turno ci trincereremo. Sono sicuramente in più di noi, ma credo che con le mosse giuste riusciremo quindi a eliminarli molto rapidamente. Vediamo di creare un unico esercito, quindi trasferiamo questi uomini da questa parte. Bene, il generale per adesso lo mettiamo un po' da questa parte. Ok, abbiamo un unico esercito ragazzi contro di loro. Con la marcia forzata possiamo nasconderci in città, potrebbe essere comodo. No, forse con la marcia forzata dobbiamo ragazzi tornare un attimino indietro. Potrebbe essere utile. Sì 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 ragazzi, facciamo così. Con questo esercito torniamo in città e con quest'altro torniamo un attimino un po' più indietro. Ecco, ci mettiamo qua. Ok, con questo ci rifugiamo ad Alessandria perché hanno tirato fuori troppe truppe. Meglio nasconderci. Allora, potenziamo il nostro generale. Perfetta autorità. Meno 10% al costo delle azioni. E più che generale il nostro grande uomo che si ritrova all'interno dell'addestramento. Va bene. Nuova ricerca. Vediamo di potenziare ragazzi l'assedio. Meno 60% alle perdite del logoramento. Torre d'assedio mobile. Va bene, passiamo il turno ragazzi. Purtroppo perderemo Parizzion. Eccola qua. Però l'avversario ha tirato fuori troppe truppe. Dobbiamo stare attenti. Attenzione.
Ah, ok. Accettiamo. Stiamo rinsanando i rapporti con Cipro. Guardate quante truppe che hanno. Attenzione, altri eserciti di supporto. E non conquistano la città. Strano. Attenzione, che sta succedendo là sotto? Stanno combattendo, vediamo un po'. Allora, abbiamo ben 3 eserciti della Sirenanica che tentano appunto di darci un po' di fastidio. Noi da questa parte dobbiamo riuscire a stare attenti. Vediamo di trincerarci, ragazzi, qua vicino. Allora, in questo esercito io recluterei altri uomini, sicuramente per combattere. Guerrieri con ascia, eccoli qua. Reclutiamone ben 5 unità. Qualche giavellottista e un paio di cavallerie. Bene, dobbiamo, ragazzi, riuscire a completare anche questo esercito per riuscire a combattere proprio su questo fronte. Il nostro agente non avrà modo di riuscire a dare una bella scossa a questi 3 eserciti. La popolazione intanto ispirata in Egitto. Vediamo un po'. Benissimo, al prossimo turno costruiremo qualcosa per guadagnare qualcosa in ambito economico. Va bene, qui l'ordine pubblico, perfetto, è stato ripristinato. Questi obelischi radiosi per adesso ci stanno dando una mano. Io direi al prossimo turno di trasferire anche delle unità da questa parte. Bene ragazzi, passiamo nuovamente il turno. Allora, questi turni possono essere un pochettino noiosi per via della staticità dei turni, però sono importanti ragazzi, ve lo assicuro, per, come ve lo dico sempre, per riconoscere le mosse successive e vincere le battaglie. Intanto Cipro avanza, adesso cercheremo di stringere qualche rapporto in più. Non capisco perché non conquistano quella bella città, forse per la schiavitù che è completamente arrabbiata. Nabatene. Allora, bassi fondi a Miosormos. È un grado aumentato per il nostro Alessandro. Intanto il nostro agente. Ribellione imminente in Libia. Ok, volevo solo vedere un attimo una cosa. I Nasamoni questi sono, non era la Nabatena. Va bene, non ci fa niente. Ritorniamo qui ragazzi. Allora, vediamo un pochettino. Bassi fondi da convertire perché purtroppo non sono riuscito a fare rapidamente una modifica. Il nostro uomo continuerà da queste parti a dar fastidio. Loro per adesso ragazzi potete vedere che stanno completamente distruggendo tutte le nostre rotte commerciali. Quindi vediamo un pochettino. Appicca incendio, distruggi Salmeria oppure assassino. Bene. Vediamo di fare qualcosa. Continuiamo a distruggere questi eserciti. Fornitura di veleno. Eliminiamoli. Ancora sabotaggio militare riuscito. Ragazzi, stiamo distruggendo un esercito con i nostri uomini. Allora, mi sembra che qua abbiamo ottenuto un'altra abilità. Dimostrazione di forza. Raduna gli schiavi. Vediamo un pochettino. Sì, potrebbe essere utile. Vediamo di sceglierla. Allora, con questo esercito io direi ragazzi di avanzare fino a un certo punto. E sicuramente un pochettino più avanti creare un accampamento. Bene, vediamo di combattere ragazzi sul nostro suolo, sul nostro campo di battaglia. Intanto qui stiamo reclutando altri uomini. Stanno per arrivare. Benissimo. Vediamo a Menfi cosa sta succedendo. Vediamo di potenziare anche questa zona da questa parte. Per adesso non possiamo far nulla. Questo esercito mi sembra che non si può neanche spostare per via dell'ordine pubblico. Quindi vediamo di rimanere ancora qua dentro. Recupereremo col passare del tempo. Qui va tutto per il meglio. Abbiamo già emanato un bel editto. Unità mercenarie. Va bene. Allora ragazzi, passiamo il turno e vediamo un pochettino quello che accadrà. Questi soldi vediamo di conservare. Anzi, prima andiamo nella sezione della diplomazia e con Cipro vediamo di fare qualcosa. Per esempio qualche bella una satrapia. No, ormai non vogliono più, maledetti. Alleanza militare moderata, potrebbe essere utile. Un transito militare. Oh, attenzione. Quindi ragazzi potrebbe essere molto utile stringere nuovamente un'alleanza militare con Cipro nonostante i suoi nemici. Date un'occhiata. Però possiamo chiederle anche di partecipare alla nostra guerra. Allora, una bella alleanza militare e chiediamo appunto di entrare in guerra. Partecipa alla guerra. Ah, sono già in guerra. No, in Asalmone non c'è bisogno. Però ragazzi, se potete inviare degli uomini magari da queste parti. Ci sono come dire, delle unità nemiche proprio nel nostro territorio. Magari glielo diciamo al prossimo turno. Eccoli qua. Vediamo di farci aiutare. Intanto i blemmi, anche qua nel sud, potrebbero essere utili per una nuova alleanza militare. Ah, maledizione. Vediamo un pochettino. Vabbè, già abbiamo un patto di non aggressione. Va bene, Nabatene con Sparta. Vediamo di creare un accordo commerciale, ragazzi.
Purtroppo non abbiamo un patto commerciale, vediamo se possiamo farli... niente, non possiamo far nulla. Però abbiamo stretto un'ottima amicizia con Cipro. Passiamo il turno e vediamo, ragazzi, cosa succede. Potrebbero anche distruggere il nostro esercito. Ah, gli schiavi addirittura da quella parte. Lo sapevo io. No, per adesso non voglio combattere con i sardi. Mi dispiace, ragazzi. Lo so. Accetti la mia reservation, la mia riservatezza. Bravo, amico. Gli schiavi intanto vengono colpiti e la città viene attaccata, ragazzi. Però attenzione, non è una battaglia semplice e tranquilla per gli avversari, poiché ritroviamo una flotta, un esercito di guarnigione e altri uomini proprio pronti per il combattimento. Siamo circa un 200 uomini in meno, ma la battaglia si può combattere. Adesso toccherà a me e alle mie grandi doti di combattente. Sicuramente, ragazzi, sono pessimo con le unità di lancia. Ve ne siete accorti con tutte le battaglie che ho fatto con i macedoni. Proprio non li so usare completamente, forse in minima parte, ma non conosco le loro strategie. Vediamo adesso come mi comporterò con gli egizi.